L'argomento, dico purtroppo, non è nuovo e nonostante gli appelli, nonostante i cosiddetti interessamenti anche della classe politica, la situazione non è cambiata, anzi, diciamo pure che è peggiorata. E sono aumentate le difficoltà di funzionamento di Palazzo di Giustizia, come denunciato nuovamente nei giorni scorsi dal procuratore reggente Massimo De Bortoli, da un lato perché sempre più cittadini si rivolgono alla magistratura per risolvere le loro controversie, dice l'ex capo della procura trevigiana Foiadelli, dall'altro perché il mondo giudiziario ha un'urgente necessità di adeguarsi a queste esigenze sempre maggiori. Si tratta di risorse finanziarie, ma si tratterebbe anche di una operazione di riammodernamento dell'impianto giustizia, intesa non come giustizia ideale, ma come giustizia servizio da rendere ai cittadini. Ora, questo esigerebbe un progetto di ampio respiro che fino a questo momento è mancato e certamente non può partire dall'ordine giudiziario, ma può partire soltanto dalla politica. Occorre mettere la magistratura nelle condizioni di superare periodi critici come lo è quello di oggi e degli ultimi mesi per Treviso alle prese con l'imponente inchiesta Veneto Banca, ma l'assetto su cui si basa il lavoro dei giudici è superato, dice Foiadelli, tarato su realtà passate. Non possiamo pensare che si possa continuare con l'aratro trainato dai buoi quando evidentemente la meccanizzazione ha fatto progressi da gigante. È così anche in quello che è stato il mio mondo, ecco. Per cui occorre veramente fare una riflessione, non basta parlarne. A chi spetta, io non ho esitazioni nel dire che spetta a un progetto politico dove occorrono grandi convergenze ma anche grandi risorse.